Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 27 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Covid Veneto ad alto rischio. Allarme della cabina di regia per la crescita dei contagi, ma i ricoveri sono sotto controllo. La regione resta in zona bianca, impennata dalle terze dosi, 21.000, in aumento anche le prime. Questo è il titolo che cerca di evidenziare gli elementi principali del tema che è stato scelto dal Gazzettino come principale per la giornata, tema che viene sviluppato anche nelle prime pagine. Il Veneto ad alto rischio è corsa alle vaccinazioni, sotto soglia il tracciamento delle persone positive, ma le ULSS stanno recuperando, assicurano in regione, altri 2.000 casi. Effetto Super Green Pass, da Padova a Venezia aumentano le prime dose, il boom delle terze dose, e c'è anche una infografica, un'immagine dedicata alle 18 province che preoccupano, le province che hanno l'incidenza più alta, sopra quota 150 casi settimanali o nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Tra queste c'è anche la provincia di Belluno, che viene indicata con un'incidenza di 162, ma ieri l'ULSS di Belluno ha comunicato una incidenza di 180 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Ci sono naturalmente province che ne hanno molto di più. Bolzano, per esempio, viene indicata con un'incidenza di 442, Gorizia 492, Trieste addirittura 676. Per restare in Veneto, Venezia 213, Vicenza 200, Padova 274. Ma andiamo ancora avanti. Green Pass, caos trasporti, i nodi, controlli e risorse. De Berti, la vicepresidente della Regione Veneto: verifiche a carico delle aziende, allora serviranno appositi stanziamenti. Si parla in questo caso delle verifiche da effettuare sui mezzi di trasporti, viste le nuove regole che sono state introdotte e che entreranno in validità dal prossimo 6 dicembre. Vaporetti e traghetti, continua il pressing per escludere i collegamenti con le isole. La variante sudafricana è già sbarcata in Europa e crollano le borse. Primo caso in Belgio, Unione Europea e USA, stop ai voli dall'Africa australe. Preoccupazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Von der Leyen: adattare subito i vaccini, ma l'EMA frena, è ancora troppo presto. Queste le prime pagine, alcuni dei titoli dedicati al tema della pandemia, che anche oggi è il principale proposto dal Gazzettino. Ma andiamo sulle pagine della provincia di Belluno. Il tema principale è sempre quello: maxi centro vaccini, 1.200 al giorno. Il Pala Luxottica di Sedico diventa l'hub della provincia. Ieri protagonisti sindaci e comandanti delle forze dell'ordine. Continuano ad aumentare i positivi al virus, ora sono 666 in provincia. Ieri un'altra vittima, un pensionato che aveva avuto una dose e aveva 91 anni. All'interno del giornale c'è l'approfondimento di queste tematiche. Le istituzioni offrono il braccio. È la cronaca dell'incontro tenutosi ieri a Sedico, al Palace Ketting, dove su invito dell'ULSS si sono radunati sindaci e altre autorità provinciali per fare da testimonial alla vaccinazione e in particolare alla terza dose. Seduta di sensibilizzazione al centro vaccinale di Sedico con i primi cittadini, i comandanti e il prefetto. Da oggi saranno eseguite 1.200 dosi al giorno nella sede messa a disposizione dal comune di Sedico, con la collaborazione anche di Luxottica. Il Comelico cambia idea. Qui 1/3 delle prime dosi dell'intera provincia. Il coordinatore della campagna
abbiamo superato di 100 somministrazioni le aspettative. Ricordiamo che il Comelico aveva fatto registrare nei giorni scorsi alti tassi di contagio e aveva destato non poca preoccupazione. Anche appunto alti tassi di contagio perché la percentuale dei vaccinati era più bassa rispetto al resto della provincia. Ancora una vittima e nelle scuole il Covid corre, 33 classi monitorate. Si tratta di un uomo di 91 anni che è la vittima che era ricoverato in area non critica all'ospedale di Belluno. Aveva avuto solo una dose di vaccino. Al momento in provincia sono 666 i contagiati, ma nelle ultime ore ci sono stati 48 nuovi casi. Belluno, capitale della lentezza. Abbiamo cambiato tema. La città ospita il coordinamento internazionale delle città slow, previsti gli interventi online anche di sindaci da Colombia e Corea. L'assessore di Belluno d'Emilia è un'importante vetrina alla luce della presenza di amministratori di tutta Europa. Questa mattina in sala del Consiglio all'apertura dei lavori, nel pomeriggio una tavola rotonda. Il tema da affrontare, la filosofia del buon vivere come risorsa per il turismo. Nevegal c'è troppo caldo per poter sparare la neve. Pubblicati i prezzi per le prevendite degli ski pass, uno stagionale adulto a 169 euro fino al 15 dicembre. Il liceo Lollino di Belluno si presenta a scuole e famiglie. Per accedere all'istituto è necessario mandare una mail e prenotarsi per questa giornata di scuola aperta. Dal Legno di Vaia il pellet truffa. Sequestrate dalla Guardia di Finanza 36 tonnellate, veniva venduto come certificato ma non lo era. Il rappresentante legale della società denunciato per frode in commercio, accertamenti sulla filiera. Pochi agenti di polizia, interrogazione dell'onorevole Roger Domenech del Partito Democratico. E siamo sulla pagina di Feltre. A Natale la città si veste a festa, sfida a colori contro la pandemia. Presentato ieri il nutrito programma realizzato da Comune, Consorzio Turistico e commercianti. Oltre alle classiche luminarie, previste una serie di eventi che coinvolgono l'intero territorio urbano. Sulle facciate dei palazzi proiettate opere d'arte. E ieri è stato posizionato anche in Piazza Maggiore il grande albero donato a Feltre dal comune di Serena del Grappa. Gli addobbi illuminati hanno dato preziosità al centro storico, scrive il Gazzettino, che propone anche una foto. Punto vendita e area ristoro per i 75 anni della Val Cismon. Il nuovo store, realizzato alla rotatoria di Santa Lucia in comune di Serena del Grappa, verrà inaugurato il 10 dicembre. Oltre alla zona acquisti prevista anche un'area per sportivi con spogliatoi e docce. E ancora da Seren, nuovo laboratorio linguistico per la scuola media. Finalmente buoni segnali per ACC. Le rassicurazioni ministeriali e l'interesse delle 3 aziende fanno tirare un sospiro di sollievo al sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Speriamo, sottolinea, che le vertenze come quella di Ida Standard si risolvano presto e in modo positivo. Presidenza della Fondazione Vaillant, la nomina arriverà il 13 dicembre. Ed eccoci in Agordino, a Falcade. Lo Ski College apre le porte al biathlon. Collaborazione tra l'Istituto Falcadini e lo Sci Club Valbiois. I futuri campioni si alleneranno sulle piste del Pietro Scola. Matteo Cagnati, noi da anni stiamo investendo su questa disciplina, abbiamo allestito anche la zona del poligono. Il presidente Luca Marchetto, da tempo stavamo valutando l'ipotesi di ampliare la nostra offerta. Cortina d'Ampezzo, riaperto il ponte di Alverà, distrutto dalla alluvione killer. Chiusa una delle ultime ferite inferte dalla grande colata che uccise la
Catturani. L'assessore, un bel risultato perché indica che ci si avvia alla fine dei cantieri. La nuova chirurgia che ha rigenerato la mia articolazione. Operato al Codivilla, alla cuffia dei rotatori arrampicherò ancora, e si tratta della testimonianza di un intervento chirurgico andato a buon fine realizzato nell'ospedale di Cortina. Torna a Mare il Natale in comune di San Pietro di Cadore. È stato infatti autorizzato il mercatino. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi. In prima pagina un tema sanitario, ma questa volta non si tratta di pandemia. Ambulanze senza medici, assoldata la cooperativa a Pieve di Cadore. Il servizio d'emergenza è rimasto a corto di professionisti, turni coperti da una società modenese. I pochi camici bianchi liberi puntano a lavorare in appalto. La paga oraria si triplica. E la fotonotizia scelta per quest'oggi è quella relativa a un Obelix in Tofana per creare valanghe controllate. Spiega il Corriere delle Alpi. Sono rimasti a lungo parcheggiati nello spazio esterno del rifugio Duca d'Aosta. Ora sono stati posizionati con l'elicottero in Tofana, in 14 punti scelti da ISTA. Si chiamano Obelix. Sono gli esploditori radiocomandati che fanno parte di un programma destinato a ridurre il rischio valanghe sulle piste da sci di Cortina, provocando dei piccoli distacchi controllati nelle zone di maggior pericolo. Ma andiamo all'interno del giornale e in particolare alle pagine che trattano della pandemia. Zaia, il presidente del Veneto, teme l'arancione. Novax, ravvedetevi, sottolinea. Prestazioni ospedaliere verso una riduzione. Il governatore del Veneto: abbiamo una settimana di tempo per arrestare la crescita dei contagi e scongiurare restrizioni. L'assessore regionale alla sanità Lanzarin incontra epidemiologi e virologi allo zooprofilattico. La crisi non è finita. Per il microbiologo Crisanti siamo in ritardo. La terza dose andava programmata in estate. E per il matematico Sebastiani, nel nord-est un'ondata molto simile alla prima di Bergamo. E da un panorama regionale veniamo alla provincia di Belluno. Le istituzioni testimonial della campagna vaccinale. Sindaci e forze dell'ordine e il vescovo primi a sottoporsi alla terza dose. Il presidente della provincia: facciamolo per noi e per le nostre famiglie. Siamo stati capaci di fare squadra come territorio. Noi non molliamo, pronti a eseguire 1600 dosi al giorno. Appello del vescovo nell'occasione ai Novax: essere responsabili, atto di libertà. Il sindaco di Fonzaso attaccato sul web per il post con le sedute in paese. Non me lo sarei mai aspettato, ho dovuto bloccare i commenti. Un altro decesso di un positivo al Covid nel Bellunese. Crescono i contagi nelle scuole. Si tratta della morte di un 91enne che era ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno. Terza vittima da ottobre. Casi di positività in 41 classi, 725 le persone del mondo della scuola che sono sotto sorveglianza. Super Green Pass, piano controlli sul tavolo del Comitato Sicurezza. Tra le forze dell'ordine restano ormai pochissimi non vaccinati in vista dell'obbligo del 15 dicembre. Per l'onorevole Domenech servono più poliziotti, organi da completare. Di qui una interrogazione fatta al Ministero. Ma andiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. Eccoci.
Pellet non conforme al marchio, maxi sequestro della finanza. Sono 36 le tonnellate sigillate a un'azienda dagli uomini della tenenza di Agordo. Il legale rappresentante è indagato per frode nell'esercizio del commercio. Scusate un attimo, c'era un inserto. L'ambulanza resta senza medici, l'ULSS ricorre a una cooperativa e qui viene approfondito il tema che era stato lanciato in prima pagina. In Cadore da inizio mese il servizio non ha più professionisti fino al 31 gennaio, turni coperti dalla Alta Vista di Modena. Scade il prestito di infermieri. La Sersa di Belluno deve tagliare 20 letti. La Sersa è la società che gestisce la casa di riposo di Belluno. L'accordo di sostegno tra ULSS e le RSA del territorio termina con la fine dell'anno, strutture in allarme. La direttrice dell'ULSS Carraro assicura attenzione, troveremo una via d'uscita. Risorse dei fondi di confine per gli alloggi del personale. L'impegno per attirare lavoratori del mondo della sanità. Bond, che presiede il comitato che gestisce i fondi dei comuni di confine, scandagliamo il mercato immobiliare per affitti calmierati. La rabbia bellunese. Non pagheremo per gli errori degli altoatesini. Cresce la paura per il ritardo delle linee guida dello sci. Impiantisti e albergatori, la situazione ci preoccupa. Un fine settimana bizzarro, più neve sulle prealpi che sulle Dolomiti bellunesi. E qui si fa un po' il punto di quanto indicano le previsioni meteo per questo fine settimana. Cancellata la mostra del comune di Belluno su Tiziano. Al suo posto convegni con opere da remoto. L'assessore Perale, il peggioramento della pandemia non dà garanzie sulla copertura delle spese previste. Torna oggi la solidarietà della colletta alimentare in 110 punti vendita del territorio. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Il Natale si avvicina, luci, animazione e un photo mapping targato Tancredi. Soddisfatta l'assessore Visalli, un bel lavoro di squadra. Teniamo alto il livello come ci hanno chiesto i commercianti. Ieri l'accensione in Piazza Maggiore dell'albero donato dal comune di Seren del Grappa. I disegni degli ospiti del centro diurno coloreranno le vetrine dei negozi della città. Una doppia esibizione per la banda Città di Feltre e fine anno al Palaghiaccio. Ma le manifestazioni inizieranno sabato 4 dicembre e dureranno fino alla Befana. 12 letti di terapia intensiva al posto delle sale operatorie. È stata quasi ultimata la demolizione dei vecchi spazi utilizzati all'ospedale di Feltre da ginecologia. La ricostruzione di conversione prevede una spesa di quasi 2,3 milioni di euro. L'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, cerca nuove leve per i servizi agli anziani. Consegnati a Seren del Grappa 25 tablet per potenziare il laboratorio di lingue, investiti 15.000 euro sulla tecnologia di ultima generazione. Il sindaco Scopel ne guadagna la qualità della didattica. A Quero, VAS, ci sono 30.000 euro per dare una mano alle attività del paese. Radio Feltre, una messa per chi non c'è più, a ricordo appunto di chi fu protagonista di questa esperienza di Radio Feltre. Doppia ricorrenza sulla statale 51. Doppia percorrenza sulla statale 51. Ripristino per metà dicembre. All'ordine del giorno, in comune di Longarone, anche i lavori di via Uberti, con la minoranza che critica l'opera di Disbosco. Il sindaco Padrin, ANAS ha assicurato che sentieri e muretti non corrono rischi. I disagi causati dalle asfaltature
è purtroppo mancata la comunicazione. Da Longarone Sospirolo, Gena media 360.000 euro per sistemare il versante. La provincia spiega di avere già fatto i relativi sopralluoghi e la stima dei soldi da investire, ma ci vorrà ancora tempo, l'intervento non è una priorità. Elvezio e Antonella lasciano il bar di Igne, la gestione passa al figlio, consegnata dal sindaco una targa ricordo. San Poi, in comune di Limana, rinasce l'area sportiva, palestra all'aperto per tutti. L'assessore Dalmolin, 10 gli attrezzi isotonici, uno anche accessibile a disabili. Non metteremo recinzioni, ma più telecamere contro eventuali malintenzionati. Sedico, strade e casa di riposo, lunedì in consiglio un pacchetto di lavori. Trovati 230.000 euro nelle pieghe di bilancio che l'amministrazione ha subito ridestinato perché vengano impegnati. Selva Moretti, Asca, carenze e lamentele. Siamo ad Agordo. Per il consigliere di minoranza le parole rassicuranti della direttrice Santin dopo la verifica di Uniter non rispondono affatto al vero. Tutte le gravi carenze di cui è a conoscenza in una lettera spedita ai sindaci della Vallata. Frana di Pisoliva, l'iter è alla fase di appalto. Canale d'Agordo, lo afferma la provincia. Luxottica, il regalo a casa, annullata la festa di Natale. Un SMS alle maestranze conferma i timori che erano serpeggiati nei giorni scorsi. E siamo a Cortina, un bar-ristorante da edifici fatiscenti. La Regola progetta e cerca un partner. Nel concorso di idee ha prevalso l'architetto Roberto Menardi. Linee guida, l'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. Tra le Tre Cime e le Marmarole, un anno vissuto in alta quota da parte del CAI di Auronzo, che ha lavorato molto con 34 interventi e 450 ore di impegno per sistemare i sentieri di sua competenza, sentieri che ammontano un totale di oltre 230 chilometri. E concludiamo con una notizia sportiva di calcio di Serie D, la Dolomiti Bellunesi pronta all'Adriese. Ripartiamo dalla difesa. Sommacal, la partita di domani ci farà capire qual è la nostra vera forza. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.